12. E a proposito di crisi, 1000 imprenditori del nord-est presi a campione dichiarano il fatturato in calo del 57%, oltre la metà si dice sfiduciato. Pirlo è stato secondo me una dimostrazione proprio palese di un gesto d'artista attraverso un rigore battuto in un certo modo che ha spiazzato in un genialità, creatività, è questa l'indole italiana che dobbiamo riscoprire, secondo Daniele Lago, 39 anni, imprenditore del mobile a capo di un'azienda che negli anni della crisi economica si è stuplicato il fatturato. È lui, uno dei 1000 imprenditori presi a campione dalla Fondazione Nord-Est per analizzare l'andamento economico del primo semestre 2012. Andamento, neanche a dirlo, negativo, fatturato in calo del 57% in Veneto, e anche l'export, finora motore dell'economia, perde, perché se nel 2010 cresceva del 22%, quest'anno solo del 3,2%. È per questo che il Veneto soffre in questa prima parte 2012, perché è un territorio molto aperto, un'impresa su 2 è presente sui mercati esteri. A promuovere la ricerca, la Cassa di risparmio del Veneto e di Venezia, le banche dunque criticate dal mondo dell'impresa perché avare di credito, ma per concedere credito, dicono, c'è bisogno di credibilità. Uno dei modi per rendere credibile il progetto è: l'imprenditore dice alla banca: io chiedo credito a te e ti dimostro di crederci e ci metto anch'io la mia parte di capitale. Dovrebbe essere sempre così. No, in passato non è stato così, perché si sono create molte situazioni che definiamo famiglia ricca, impresa povera, in cui l'imprenditore si teneva il capitale nella famiglia e faceva il business con i soldi tutte delle banche. Quell'epoca è finita. Quell'epoca non tornerà più. Una nota positiva c'è: i distretti tipici dell'economia del nord-est su 34, 14 vanno bene, alcuni benissimo. Nel Veneto i distretti che vanno davvero? Bene, abbiamo diversi, ad esempio io sono a Stemma, ma ne cito uno, Prosecco è spettacolare, va benissimo in questo periodo.